Rieccoci insieme, cari telespettatori, puntualissimi a parlare di diritti, di rivendicazioni, di un momento comunque particolare e difficile, e anche di prossime manifestazioni significative e importanti che sono state organizzate dal sindacato, non soltanto dalla CGIL, dallo SPI-CGIL insieme, qua anche a livello unitario. Ma noi, come sempre, venerdì dedichiamo il capitolo a parlare con chi rappresenta il sindacato della CGIL e dello SPI-CGIL. Allora, ben arrivato Massimo Cestaro, segretario SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Ben ritrovata Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto. Grazie a voi per l'invito. Freschi, diciamo così, perché avete preso un bel po' di acqua dal 1° maggio, quindi da una giornata significativa e importante dove si parla e si è parlato di lavoro, ma non solo di lavoro, e si sono preannunciati quelli che saranno i temi prossimi delle rivendicazioni. Ma prima di entrare nello specifico di tutto quello che voi reclamate giustamente, perché che riguarda tanto le persone che lavorano attualmente quanto quelli che vanno in pensione o andranno in pensione, io direi anche le famiglie in generale, vediamo di fare il punto su questo recentissimo, proprio 1° maggio, uscito nella forma astratta ancora, non ben definita, decreto lavoro. Allora, prima vediamo un po', insieme potete coniugarla questa cosa qua, di che cosa si tratta e come va ad agire sul cuneo fiscale, che cosa attendersi rispetto a quelle che erano i vostri desiderata oppure no. Insomma, vediamo un po' di fare chiarezza nei limiti del possibile, perché è ancora tutto in itinere. Esatto, intanto, come dire, l'urgenza di fare questo decreto e il testo non è ancora pronto, quindi, come dire, ci basiamo un po' sulle indiscrezioni. Le indiscrezioni sono preoccupanti dal nostro punto di vista e non fanno che confermare i motivi delle mobilitazioni che unitariamente con CISL e UIL abbiamo messo in campo per questo mese di maggio. C'è una notizia che ha degli aspetti positivi, perché mettere in busta paga dei lavoratori e delle lavoratrici tra i 70 e i 90 euro, in parte già definiti, come dire, i provvedimenti presi dal governo Draghi, è un elemento positivo. L'elemento negativo è che si tratta di provvedimenti temporanei, perché durano fino a dicembre, e che poi il decreto si ferma qui per gli aspetti un po' positivi, perché non interviene strutturalmente, perché non sollecita il rinnovo dei contratti nazionali, a partire proprio da quelli pubblici, che sono il vero strumento per aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici, che, ricordiamo, con l'inflazione hanno avuto una perdita di potere d'acquisto che è vicina alle 2 mensilità annue, quindi anche questo cuneo fiscale recupera solo parzialmente ciò che l'inflazione ha mangiato. Ma poi c'è il tema dell'aumento della precarietà del lavoro, che è uno dei mali e dei motivi di povertà anche di chi lavora. Si torna a liberalizzare il contratto a tempo determinato, togliendo le causali per cui il contratto a tempo determinato può essere rinnovato, e si ripristinano i voucher. I voucher non sono contratti di lavoro, è un riconoscimento economico orario che non ha versamenti di contributi, non ha tutele delle ferie, della malattia, e non rappresenta appunto un contratto di lavoro. Però qua chiedo Cestaro il suo supporto. Quando sono stati aboliti questi benedetti voucher, chiedo il suo perché qua riguarda proprio i pensionati, ci sono stati anche diversi pensionati di alcune categorie che lamentavano il fatto che non potevano più, tra virgolette, arrotondare facendo quei lavori stagionali in vari ambiti, quelli stagionali oppure di supporto, quando poteva essere utile e veniva richiesto, con tranquillità e serenità, perché a quel punto non venivano più chiamati, c'era una maggiore richiesta di professionalizzazione, dovendo fare un certo tipo di contrattualistica. Quindi si tagliava fuori tutta quella fetta dei classici studenti che possono farlo a spot, tipo, non so, nelle trattorie, negli agriturismi, in agricoltura, dei pensionati stessi che anche loro potevano farlo, e quindi erano stati proprio la categoria dei pensionati che aveva reclamato di riregolarizzare questa forma di collaborazione.
proprio veramente oppure gli stessi pensionati che non potendo permettersi faccio l'esempio, una donna, un assistente domestica per un mese, ma possono farlo una volta al mese perché dicono una volta al mese chiamo una persona che mi aiuti in casa, faccio l'esempio, ma tanti me l'avevano detto, prima gli davo quei 2-3 voucher, ero a posto, tranquillo, tutto in regola e via, adesso non me lo posso più permettere se no con modalità che non vanno bene. Che cosa ci dice? No, ma diciamo questo è vero, insomma, ecco, però va detto che noi in origine insomma, non siamo stati contrari diciamo, alla forma, siamo stati contrari alla generalizzazione dei voucher, nel senso che io adesso non mi ricordo che è passato un po' di tempo, ma non so quanti milioni di voucher erano utilizzati tutti i giorni. Quindi l'abuso del C'era un abuso mostruoso del voucher, tant'è che noi avevamo anche avanzato qualche proposta per cui per alcune attività lavorative, per esempio appunto badanti, coffee eccetera, poteva essere uno strumento. Il problema era che ormai si pagava tutto con i voucher, ripeto. Passato un po' di tempo, non ho più memoria, ma avevamo dei dati, cioè veramente milioni di voucher utilizzati tutti quanti i giorni. Tant'è che avevamo avanzato anche un'ipotesi referendaria in questo senso e poi il governo decise, diciamo, una forte restrizione. Ma ripeto, insomma, il tema è questo, cioè si pagavano i lavoratori dipendenti normali con i voucher e questo quindi andava regolamentato ma tenuto per dare una mano dove poteva essere attività utile. Per cui diciamo questo sistema che ha una sua flessibilità di gestione, per cui insomma può essere tranquillamente utilizzato, ripeto, pensiamo al pensionato che ha la badante in casa e quindi può essere retribuita con i voucher. Il problema era un abuso mostruoso che era stato fatto dei voucher, insomma. Ecco. E che temiamo possa riprendere, e il Veneto era sempre in cima alle classifiche per l'utilizzo dei voucher nel settore turistico alberghiero, cioè interi comparti avevano sostituito i contratti stagionali nati appositamente per rispondere ai picchi di lavoro, ai picchi appunto legati alla stagionalità, pensiamo a tutta la riviera balneare o anche alle fasi di raccolta in ambito dell'agricoltura. Erano totalmente questi contratti stagionali stati sostituiti dal voucher, ma dare un voucher a un lavoratore, a parte che all'epoca voleva dire pagarlo 7,5 € all'ora con 2 € di versamento in contributi, ma voleva dire non riconoscergli la malattia, non riconoscergli ferie, non riconoscergli permessi, non riconoscergli che se in caso di un avvenimento avverso, penso al tema dell'agricoltura, non aveva diritto alla cassa integrazione, non avevano diritto a nulla, cioè era un pagamento quasi a cottimo. Quindi non è lo strumento in sé, è che se poi torna a essere uno strumento per precarizzare le persone, per pagarle meno di quanto gli compete, visto quello che era successo, siamo preoccupati quando viene reintrodotto uno strumento come questo. Gli strumenti di flessibilità ci sono tutti, i contratti, ci sono i contratti a chiamata, ci sono i contratti a tempo determinato, ci sono i contratti stagionali, e per il mondo che rappresentava lei c'è il libretto famiglia, che è uno strumento simile ai voucher proprio per venire incontro a queste esigenze. Bisogna fare forse un lavoro di cultura per spiegare che gli strumenti di flessibilità ci sono già tutti, non occorre inserirne di altri e precarizzare ulteriormente e rendere sempre più poveri i lavoratori e le lavoratrici. Allora, tornando appunto a questo discorso qui, quindi sostanzialmente il limite, qui chiedo anche a lei, che è stato stabilito anche di reddito per dare questa agevolazione, il famoso taglio del cuneo fiscale, vi vede soddisfatti oppure avrebbe dovuto essere un po' più ampio, la forbice più ampia? Necessario, ma insomma è anche una cosa che si può discutere oppure parlare, perché insomma dopo... Sì, qua bisogna... I dati che abbiamo, perché come sappiamo insomma, il decreto ancora non abbiamo visto, insomma, quindi abbiamo
alcune indiscrezioni di stampa, insomma. E poi ci saranno correttivi, mi pare di aver capito, adesso non so. Sì, nel senso, aspettiamo ancora certo, di avere un testo su cui ragionare, però sembra che ci sia appunto un taglio, che adesso proviamo a precisarlo anche, sui contributi del 6% per i redditi fino a 35.000 euro, del 7% fino ai 25.000 euro, parrebbero fosse queste le soglie. Però mi consenta un paio di osservazioni su questa cosa, perché immagino che tutti gli ascoltatori pensino a un taglio delle tasse sui redditi da lavoro dipendente, perché queste sono le cose che il governo ha detto. Ho visto anche le dichiarazioni della Presidente Meloni, nella quale dice: abbiamo tagliato le tasse sul lavoro. Allora, è bene dire che la retribuzione di un lavoratore è fatta di un salario netto e un salario lordo. Il salario netto è quello che uno si porta a casa, cioè i soldi che può spendere. Il salario lordo è costituito da tasse e contributi, che sono due cose completamente diverse. Nel senso, la tassazione, che è la curva dell'IRPEF, diciamo, si ispira a un criterio di solidarietà, cioè con le tasse, che ne so, si paga l'ospedale, ma può anche essere che in tutta la mia vita io in ospedale non ci vada mai, insomma, no? Però pago un servizio per la collettività, le tasse servono a questo, quindi la sanità, l'esercito, insomma, boh. I contributi sono contributi previdenziali che sono strutturati per definire contributi previdenziali per definire la mia pensione, cioè la mia prestazione pensionistica. Allora, anche noi abbiamo sostenuto la necessità che per intervenire sui lavoratori e quindi ridurre il carico, ridurre il salario lordo, fosse utile ridurre la parte dei contributi, ma naturalmente con una copertura, si dice fiscalizzazione dei contributi, per cui all'INPS arrivano comunque sempre gli stessi soldi, perché se ci fosse una riduzione secca dei contributi ci sarebbe una riduzione secca della mia posizione certo, previdenziale. Allora, attualmente il lavoratore paga dei contributi attorno al 9%, 9-20%, insomma sostanzialmente del 33% di contributi previdenziali e assistenziali, un terzo è a carico del lavoratore, 2/3 a carico del datore di lavoro. La riduzione avverrebbe sul 9% in capo al lavoratore, portandolo appunto a una riduzione del 6% fino a 25.000 euro, del 7% fino a del 7% fino a 25.000 euro e del 6% fino a 35. Si capisce benissimo che è una riduzione importante, che porta a un beneficio immediato in busta paga, ma naturalmente se non dovesse essere coperto attraverso la fiscalità vi sarebbe un danno significativo e pesantissimo per i trattamenti pensionistici. chiaro. La ragione per la quale noi diciamo che non è strutturale è esattamente questo, perché non vorremmo, ora adesso diciamo questo impianto varrebbe per i 6 mesi del 2023. Sì. C'è l'ipotesi che che questo impianto venga riconfermato anche per il 2024, però naturalmente è una cosa che non sappiamo, proprio perché non c'è l'elemento della strutturalità. Quando noi denunciamo il fatto che una misura non sia strutturale è perché può essere suscettibile di variazioni future. Ma tanto tutto può essere... E questa cosa è complicata, questa cosa è davvero complicata, perché se un domani non ci fosse la copertura fiscale per ottemperare a questa differenza, rischieremo di trovarci nella condizione che o i contributi restano bassi, quindi rimane il taglio,
e quindi con un effetto pesantissimo sul trattamento pensionistico, oppure che lavoratori, soprattutto i giovani, penso che naturalmente a 20 anni non è che uno pensa alla pensione quando ne avrà 67, e che si possano accontentare di una imposizione contributiva più bassa dell'attuale. Faccio solo una puntualizzazione: si chiamano contributi previdenziali e l'INPS si chiama Istituto di Previdenza, proprio perché è uno Stato che fa un'azione, diciamo, di previdenza per lavoratori che all'inizio della loro attività lavorativa ovviamente non pensano alla pensione. Uno che comincia a lavorare oggi, ma anche in maniera stabile, eccetera, pensa a 20 anni, io dico fortunatamente, ad altre cose, insomma, no? Se ha uno stipendio pensa di comprarsi un vestito, pensa di fare un viaggio, pensa a queste cose qua, non pensa alla sua pensione. Lo Stato fa un'azione previdenziale, cioè ci pensa lo Stato a fare la previdenza che un giovane oggettivamente non è in grado di fare. Si chiamano contributi previdenziali esattamente per questo, perché sono costruiti in tutta la vita lavorativa per garantire nella parte finale della vita della persona di avere un trattamento dignitoso. Se questa cosa viene meno, si capisce che diventa davvero problematico e tornare indietro è davvero complicato. Assolutamente. Voglio interrompere un attimo perché abbiamo una pubblicità che incombe, però questo discorso deve essere appunto compreso bene e anche col contributo appunto della segretaria. Pubblicità, pochi secondi, tra poco. Allora, abbiamo chiarito in modo molto interessante appunto con il segretario dello SPI il valore e la valenza di questi contributi previdenziali e perché tali sono. Abbiamo fatto un po' di informazioni di cultura, giusto, che era un aspetto molto importante. Segretaria, secondo lei c'è il rischio o no che si intacchino proprio in vista di questa loro valenza o tutto sommato comunque si dovrà in ogni caso sopperire, voi vigilanti? Allora, naturalmente era quello di agire sul recupero dell'inflazione attraverso anche il cuneo fiscale era anche una richiesta del sindacato. Serve però che questa misura diventi strutturale, ma agendo anche su quello che è definito il fiscal drag, anche per evitare che questi aumenti di reddito poi determinino magari anche un passaggio di scaglione a livello fiscale e quindi, come dire, un pagamento di tasse più alto. Ma torno a monte. Il potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici si difende attraverso il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. È lì che c'è il recupero in come è costruito i livelli di contrattazione nel nostro paese e nei contratti nazionali che appunto si contratta il recupero del potere d'acquisto e la redistribuzione dei profitti delle imprese. È là che dobbiamo andare per recuperare, per recuperare le risorse, visto anche che il governo non è minimamente intervenuto né nel documento di economia e finanza né in questo decreto sui profitti e gli extra profitti che gran parte del mondo imprenditoriale, lo dice la Banca d'Italia, non lo dicono i sindacati confederali, hanno fatto in questo periodo e che sono i responsabili della spirale inflazionistica che si è innescata. Si continua a parlare della preoccupazione che crescano i salari perché determinano la spirale inflazionistica. C'è un mondo imprenditoriale che sta guadagnando molto di più del passato e che alimenta questa spirale inflazionistica e non si vanno a toccare quei profitti e quegli extra profitti. Non lo vuole fare il governo che dia impulso alla contrattazione nazionale, che è il luogo per redistribuire i guadagni fatti dalle imprese a favore di chi questi guadagni li consente, perché senza i lavoratori e le lavoratrici le imprese comunque non esisterebbero. Quindi
certo, un controbilanciamento. Un controbilanciamento. Anche perché comunque sembra che il settore imprenditoriale, il settore aziendale delle realtà industriali vada bene, l'export vada bene, siano segnali positivi, quindi almeno compensare in qualche modo, cioè senza dubbio, visto che poi i prezzi aumentano, tra l'altro l'inflazione galoppa, beni e consumo anche proprio di prima necessità sono alle stelle, quindi da qualche parte insomma questi soldi devono andare, insomma uno si chiede, non è che... Vabbè, onde evitare situazioni peggiori, poi tutto questo è finalizzato anche a evitare poi il problema del blocco dei consumi e lì allora si piange ma tanto. Andiamo all'altra parte, chiarito questo aspetto che era un po' preliminare ma molto importante della nostra trasmissione, che è quella relativa alle vostre prossime manifestazioni. 6 maggio Bologna, 13 maggio Milano, vediamo anche la slide, eccole qua, 20 maggio Napoli. Manifestazioni organizzate a livello unitario. Allora, ne avevamo già accennato, riprendiamo il discorso, lo integrate a seconda dei vari capitoli. Prego, segretaria Fanelli. Sì, è una mobilitazione unitaria che è nata all'indomani dell'approvazione del decreto di economia e finanza, che già non conteneva le misure che noi da tempo chiedevamo per il lavoro e per i diritti. Misure che non sono state neanche inserite nel decreto lavoro di cui abbiamo appena parlato, e le richieste che noi facciamo sono quelle dei salari, degli aumenti salariali e dei contratti che dicevamo prima, ma richieste che guardano poi al tema fiscale. Anche la delega fiscale per noi è estremamente negativa, perché si parla di flat tax e la flat tax non risponde neanche al dettato costituzionale, perché ricordiamo che la Costituzione parla di un sistema fiscale progressivo in base ai propri redditi. La tassa piatta è un prelievo uguale indipendentemente dalla capacità di reddito delle persone, che poi riguarda solo una parte di mondo del lavoro e non riguarda tutto il mondo del lavoro. Quindi e che va a premiare proprio chi guadagna di più e non chi fa più fatica a arrivare a fine mese. Quindi anche questo è un tema sul quale noi continuiamo a batterci. Al centro della mobilitazione il Nord Italia sarà in piazza a Milano il 13 di maggio, il 6 di maggio questo sabato è in piazza tutte le regioni del centro Italia, il 20 maggio come si vedeva nella slide precedente la manifestazione riguarderà tutte le regioni del sud Italia, ma poi vogliamo interventi sul tema della salute e sicurezza, il tema della sicurezza sul lavoro, degli infortuni. Ma infatti andiamo per capitoli, che così anche siamo chiari, abbiamo anche le slide che ci supportano. Il primo capitolo importante sono i salari e i contratti, un po' ne abbiamo anche parlato, che riguarda anche l'aumento del valore delle pensioni, quindi darò anche un attimo la parola. Voi parlate anche di rinnovo dei contratti nazionali del settore pubblici e privati. Sono in attesa di rinnovo alcuni comparti, a parte il pubblico anche nel privato, no? Anche nel privato ci sono settori che aspettano i rinnovi da oltre 10 anni, ma siamo in fase di scadenza un po' di tutti i contratti, nazionali, perché ricordiamo che i contratti nazionali hanno una durata tra i 3 e i 4 anni e quindi periodicamente vanno rinnovati. Gli ultimi rinnovi li abbiamo fatti anche in fase un po' delicate, perché eravamo a cavallo della pandemia, in cui bisognava certamente stare attenti. Come dicevo prima, adesso è il momento nel quale andare a fare questi rinnovi, perché l'inflazione incide moltissimo sui lavoratori dipendenti, sui lavoratori dei settori pubblici e privati, ha eroso il loro potere d'acquisto fino anche a 2 mensilità annue. Dall'altra parte abbiamo settori e aziende che hanno fatto profitti ed extra profitti davvero importanti. È proprio nel contratto nazionale che si ridistribuisce la ricchezza prodotta nei settori e nelle aziende. Se però non si rinnovano i contratti, questa redistribuzione non si fa, e
il vantaggio della ripresa economica, della ripresa dell'export. Quasi tutti i dati ci dicono che siamo addirittura meglio del periodo pandemico. Se li portano a casa sono alcuni, ampliando le disuguaglianze sociali e le disuguaglianze generali del paese. È arrivato un messaggio: non capisco se questa defiscalizzazione è un guadagno immediato oppure una presa in giro per la futura pensione, danni oggi per togliere domani, è così? Diciamo, questa è la nostra preoccupazione, perché come dicevo prima, questa riduzione dei contributi, ripeto, che porta un beneficio immediato sulle buste paga, però il tema è che strutturalità si dà a un impianto di questo genere. Perché poi riprendiamo anche alcuni punti della nostra piattaforma, che è stata costruita prima del decreto del 1° maggio, però diciamo, guarda caso alcune cose diciamo ci azzeccano, perché c'è una impostazione sulla fiscalità di questo governo che francamente ci preoccupa. Noi abbiamo fatto delle proiezioni, per esempio, di come inciderebbe le ipotesi di riforma fiscale del governo sui trattamenti pensionistici. E viene fuori che le pensioni più basse verrebbero penalizzate, cioè avrebbe un'imposizione fiscale maggiore rispetto alle pensioni molto alte. Quindi un'impostazione fiscale che premia le pensioni, quindi i redditi molto molto alti. Se poi pensiamo alla flat tax che viene applicata attualmente per i lavoratori autonomi, ma non passa giorno che il ministro Salvini dica che la flat tax va applicata a tutti quanti i redditi, e quindi con un abbassamento dell'imposizione fiscale. E se contemporaneamente ho fatto una operazione sui contributi previdenziali per cui copro la differenza col fisco, ma se non ho le coperture, se non ho il fisco che mi consente di fare quella copertura, la domanda è: cosa succede al Paese? Io so benissimo che soprattutto sui giovani non c'è l'idea della pensione. Tra l'altro, siccome ormai soprattutto i giovani pensano di non avere un rapporto di lavoro continuativo, immaginano di avere rapporti di lavoro discontinui, oggi si lavora, domani non si sa, la precarietà è entrata nella testa delle persone. Certo, e se uno pensa di essere precario nella sua vita, non pensa alla pensione. E se per fare una visita medica ho un'attesa che dura un anno, se io a quello gli dico che le tasse servono per sostenere la sanità, ma se la sanità è quella roba lì, io mi chiedo cosa servono le tasse che pago. E allora, se la domanda è a cosa servono le tasse che pago, se la domanda è cosa sono i contributi che pago, alla fine salta lo Stato sociale. Questo è il punto. La cosa di cui noi siamo fortemente preoccupati è che ormai si è ingenerata nel Paese una idea per cui le tasse non servono, i contributi non servono. E guardate, questa cosa è terribilmente preoccupante, perché significa alla lunga non avere, diciamo, i servizi essenziali per definire, diciamo, i criteri minimi di cittadinanza. Ma pensiamo appunto alla sanità, pensiamo all'istruzione, pensiamo a tutto l'insieme, al trasporto pubblico, pensiamo a tutto l'insieme dei servizi che garantiscono, diciamo, quei principi essenziali di cittadinanza, che vengono garantiti attraverso le tasse e i contributi. Chiaro, infatti questo è importantissimo. Infatti qui vedevamo anche la slide riforma del fisco, che un po' va anche ad analizzare questi aspetti, e tra l'altro ribadisce il discorso della richiesta da parte vostra della forte riduzione del carico fiscale tanto sul lavoro quanto sulle pensioni, sostanzialmente. Certo. Però forte riduzione, perché sennò altrimenti non se ne viene a capo. Ma sempre nel rispetto del principio della progressività. Perché, lo spiegava benissimo Massimo, altrimenti l'inserimento anche per i redditi da lavoro, come è stato fatto per i redditi da lavoro autonomo della tassa piatta,
il beneficio se lo portano a casa i redditi più alti, perché quando io decidessi anche di mettere una tassa piatta al 20%, le fasce di reddito che dicevamo prima, quelle a 25 e 35 mila euro, sono già a quel livello di reddito. Vuol dire che il risparmio lo fanno tutti coloro che hanno i redditi più alti. Questa non è né equità, né rispetto della Costituzione, né giustizia sociale. Questo è il tema che a noi preoccupa, che come dire, si mettono in campo dei messaggi demagogici che sono delle specchietti degli allodole e che per gli allodole che vanno a scapito della maggioranza delle persone. Chiaro, no, assolutamente, questo è importantissimo. Dobbiamo andare in pubblicità, poi parleremo anche rapidamente, perché l'abbiamo già accennato, di sanità, di welfare e anche di altre richieste che state facendo. Tra poco, restate con noi. Allora, stiamo parlando di diversi aspetti del mondo del lavoro e appunto la segretaria diceva la madre di tutti i problemi è un lavoro non retribuito equamente e la precarietà, l'instabilità. È sempre una partita di giro del denaro, ti danno oggi per togliere domani. Infatti, se fosse così semplice forse qualcuno l'avrebbe fatto prima. È tutto complicato, quello che commentava lei. Infatti, allora, sanità e welfare, vediamo l'altra slide. Voi richiedete praticamente un potenziamento occupazionale per quel che riguarda l'ambito della sanità, finanziamenti al sistema di istruzione e formazione, maggiore sostegno alla non autosufficienza, incremento dei finanziamenti al sistema sociosanitario pubblico per garantire il diritto universale alla salute. Cosa vuol dire finanziamenti al sistema di istruzione e formazione? Fanelli, poi maggiore sostegno alla non autosufficienza, invece Cestaro. Vuol dire che dobbiamo smetterla di tagliare i fondi destinati all'istruzione e alla formazione, visto che in questo paese contemporaneamente ci lamentiamo che non ci sono abbastanza giovani con le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Allora, invece di tagliare i fondi per l'istruzione dovremmo farli crescere, invece di tagliare le aule, di tagliare le classi, forse dovremmo ridurre il numero di alunni per classe e in modo da rendere più efficace e più efficiente il livello di istruzione. Vuol dire intervenire sui sistemi, come dire, dell'istruzione, sul riconoscimento economico anche degli insegnanti, che ricordo sono i peggio pagati in Europa, e quindi riconoscere il valore sociale del mondo dell'istruzione, che è quello che forma i cittadini e le cittadine di domani. Se noi invece pensiamo di fare cassa e di tagliare su quello che è il cuore come dire, del futuro del nostro paese, forse non abbiamo capito molto bene dove vogliamo andare. Bene, certo. Maggiore sostegno alla non autosufficienza, Cestaro. Beh, anche questa è una battaglia antica, in particolare del sindacato dei pensionati, perché la cosa, diciamo, che abbiamo visto, insomma, è la situazione drammatica nella quale versano le famiglie che abbiano in casa una persona non autosufficienza. Cioè contributi, diciamo, pubblici zero, cioè la famiglia si deve arrangiare. Ora, su questo credo sia stato forse l'ultimo atto del governo Draghi. Il governo ha prodotto una legge quadro appunto sulla non autosufficienza, finalmente rispondendo a una battaglia, ripeto, antica del sindacato, in particolare dei sindacati dei pensionati, perché insomma è facile comprendere, insomma, certo, che, diciamo, quelle fasce di non autosufficienza riguardino prevalentemente gli anziani. Quindi un risultato importante del governo Draghi, che adesso, diciamo, quella norma deve essere finanziata, perché insomma definisce delle norme, diciamo, di indirizzo, come tutte quante le leggi delega, poi deve essere praticata. Lo dico perché questa è una delle nostre, diciamo, punti di intervento più significativi, perché nella
fascia, diciamo, della povertà e della difficoltà, quelle famiglie, diciamo, che hanno redditi anche bassi, pensioni anche basse, avere in casa una persona non autosufficiente diventa una tragedia autentica. Si pensi per esempio alle questioni banali di come una persona la sposti, certo, se le abitazioni sono sufficientemente strutturate per sostenere una persona che abbia problemi di mobilità, eccetera. Quindi è un tema molto importante, assolutamente. Importante, sulla quale c'è una nostra grande sensibilità, insomma. Assolutamente. Andiamo velocemente, che purtroppo il tempo vola. Il tema del lavoro, ne aveva già accennato, però voi cos'altro chiedete per il mercato del lavoro, segretaria? Chiediamo un mercato del lavoro che sconfigga la precarietà, che garantisca la possibilità alle persone, a partire dalle giovani generazioni, di programmare il proprio futuro e retribuzioni come dire, rispettose delle competenze e delle professionalità che vengono richieste, un sistema di formazione permanente, perché oggi il mondo del lavoro, lo sappiamo, cambia velocemente, si rischia di essere messi ai margini del mondo del lavoro molto più velocemente di prima, e affrontare, come dire, attraverso le politiche attive il tema delle transizioni. Certo. Sì, prego. Mi collego a quello che diceva Massimo. Investire nella non autosufficienza vuol dire investire investire anche per i giovani, investire per il loro futuro, investire in servizi sociali che consentano, come dire, a chi si affaccia anche al mondo del lavoro di sapere che c'è un sostegno che si occupa magari dei loro genitori, e poter così in tranquillità progettare il proprio futuro e anche di farsi una famiglia, perché ricordiamoci che non si fanno più figli non perché non viene dato il bonus quando nasce un figlio, perché non c'è un sistema sociale che supporta le persone nella costruzione del proprio futuro. Chiaro. Io metterei anche subito la slide salute e sicurezza, perché è legata al mondo del lavoro, viste anche gli ultimi dati che sono emersi, tantissimi infortuni e l'incremento anche delle morti e le malattie professionali, e quindi evitare anche le forme di caporalato, ma anche tutto quello che può comportare un non controllo del mercato vero del lavoro, onesto. Mi sembra di essere un disco rotto. La precarietà non garantisce salute e sicurezza, non garantisce formazione e informazione ai lavoratori e alle lavoratrici. L'appalto e il subappalto, aver modificato il codice degli appalti che ha liberalizzato il cosiddetto subappalto a cascata, vuol dire che tra l'impresa che prende il primo appalto e quella che va a fare i lavori, in mezzo c'è un mondo che non riusciamo a controllare in termini di rispetto delle normative, rispetto dei contratti, rispetto e informazione dei lavoratori e delle lavoratrici quando entrano in un luogo di lavoro non sicuro. Se a questo affianchiamo i tagli e le spending review degli ultimi 20 anni sul sistema, sugli enti preposti ai controlli, la situazione si spiega da sola. Ora, la salute e sicurezza non può basarsi solo sui controlli e sulle sanzioni, però senza quella gamba che oggi soffre una carenza di organico davvero drammatica, anche tutto il tema della prevenzione rischia di essere vanificato. Sì. Riforma delle pensioni invece, questa è un'altra richiesta, vediamo appunto la slide, poi vediamo rapidamente, ci saranno anche le politiche per la casa, ma non so se riusciamo ad affrontarle, le politiche industriali, quelle per il mezzogiorno, e quindi vedremo un po' di quintato, però questa per la pensione è importantissima. In 2 minuti. Diciamo i governi che si sono succeduti hanno fatto quota 100, quota 101, quota 102, la Fornero sta sempre lì. Cioè, nel senso che insomma la legge Fornero sta ancora lì.
Ora, il ragionamento nostro è questo. Noi abbiamo ormai da 26-27 anni il sistema contributivo, cioè le pensioni costruite sulla base di contributi effettivamente versati, e quindi siamo in grado di vedere l'effetto che ha prodotto. E l'effetto ci dice che questo sistema pensionistico, oltre, diciamo, a spostare molto in avanti l'età pensionabile, però cosa produce? Produce un effetto positivo per carriere lavorative continue, uno che per 42 anni ha sempre lavorato, e con retribuzioni alte. Per altri invece non è assolutamente Mentre per chi ha percorsi lavorativi discontinui, precari, saltuari, intermittenti e trattamenti economici bassi, questo sistema previdenziale li penalizza. E quindi bisogna riflettere. Allora, il tema della riforma delle pensioni deve partire da lì, da un'analisi dei dati, a fronte del fatto che il sistema contributivo ce l'abbiamo lì da 25, 26, 27 anni. E quindi una riforma del sistema previdenziale non può non partire dall'analisi degli effetti che quella norma ha prodotto. Per cui le quote 101, 102, 103, sono eccetera, provvisorie. per carità, avranno alleggerito ancora un po' per una fascia molto ristretta di lavoratori gli effetti pesanti della Fornero, ma quella non è una riforma. No, sono sono palliativi per accontentare un po' una fascia, insomma, molto ristretta di lavoratori, ma se pensiamo a una riforma, la riforma deve considerare un insieme di aspetti, a partire da quello che ho appena detto. Allora torneremo anche su questi temi, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, velocemente vediamo la slide che non possiamo proprio, non abbiamo tempo neanche di commentare, che riguarda le altre vostre istanze, politiche industriali e mezzogiorno, che sono comunque temi molto importanti, il nuovo modello di sviluppo con particolare attenzione al mezzogiorno, incentivi alle imprese condizionati al mantenimento e alla crescita dell'occupazione, quindi resta un tema molto importante, e poi non da ultimo politiche per la casa, piano edilizio di residenziale pubblico, messa a disposizione del patrimonio pubblico di abitazioni inutilizzate, rifinanziamento dei fondi affitto e morosità incolpevoli. Detto questo, con l'ultimissima slide si ricordano ancora le date: 6 maggio Bologna, 13 maggio a Milano, sottolineato, cerchiato perché riguarda la nostra regione, 20 maggio invece Napoli, per una nuova stagione del lavoro e dei diritti. Io devo salutarvi, vi ringrazio, il tempo è letteralmente volato, ma abbiamo detto tantissime cose, grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori di averci seguito e di aver partecipato, noi naturalmente ci rivediamo presto. Grazie.